Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore 21. Buon ascolto. Eccoci qua, siamo tornati, buongiorno e buonasera a tutti. Dopo mesi e mesi e mesi ritorniamo con me alla presentazione di questa terza serie del Giro del Mondo in 80 giorni. Rossella, ciao Rossella. Ciao Gianluigi, bentornati agli ascoltatori. Bene, Come va? vi abbiamo lasciato un po' in pace, ma adesso vi tartasseremo con tutte le nostre puntate. Le Con tante 2000. cose interessanti e divertenti, speriamo Sì. anche. Passata bene l'estate, Rossella? Certo, naturalmente, con tutte le cose che sono successe a Cavallino, poi Ah beh, benissimo. abbiamo fatto un sacco di cose, sì, perciò per questo insomma siamo anche rimasti fermi con il programma settimanale del Giro del Mondo in 80 giorni. Comunque, bando alle ciance, abbiamo già i nostri due ospiti collegati, il primo brano e poi partiamo subito con il primo ospite. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Bene, la tromba di Paolo Donà, la voce di Isabella Scala con Io che amo solo te, io che amo solo te, Rossella, si potrebbe anche collegare al prossimo argomento
che ce ne parlerà con noi, è collegato da Mestre Marghera, non so dove, Alessandro Marghera. Sartori Marghera. Ciao Alessandro. Buonasera a tutti e ben Ciao. ritrovati. Bentornato fra noi. Con Alessandro però siamo collegati anche con Andrea Zanone che ci parlerà dopo di un altro tema, ma che anche lui, essendo anche della LAC, no, ambientalista, conosce bene l'argomento che ci parlerà Sartori. Dicevo appunto amato e non amato, Buonasera parleremo a di tutti, stornelli. Sì, oggi sì, parliamo dello storno, che è questo uccello. Di solito mi avete chiamato sempre per argomenti più in cui il consenso era più generale, per cui parlavamo del martin pescatore, tutti che bello, parliamo del riccio, che carino, parliamo degli ungulati che di tutti gli animali che di notte si muovono mentre noi dormiamo. E oggi parliamo invece dello storno, che è amato o odiato, dipende dal punto di vista. Lo storno, intanto cominciamo un po' a inquadrarlo per chi non lo conosce. È un uccellino di circa 20 centimetri, giusto per dare un'idea. Il merlo, che tutti conosciamo, o spero che tutti conosciamo, è circa 25 centimetri, perché è un po' più piccolo del merlo, un po' più tozzo, ed è un animale che è abbastanza comune, anche se poi andremo a vedere quanto comune, se è tanto comune o poco comune, però è un uccello che si vede comunemente, non è difficile da osservare, e pertanto, specie in passato, insomma, che c'erano, fa un po', è messo un po' nella casella degli uccelli che tanto non sono si vedono talmente spesso che è quasi inutile osservarli. No? Che quindi non Sì, te ne è quasi accorgi che inutile ci siano. osservarli. In realtà, non osservando, non conosciamo nemmeno. È un po' come la stessa cosa che veniva fatto per la passera d'Italia, cioè i passerotti o le seghette, per dirla, che quando io ero piccolo non le si guardava nemmeno, a tante ce n'erano, e quando è che ci siamo accorti quanto bello è il passero d'Italia? Il giorno che ci siamo accorti che non ce ne sono quasi più. E per cui lo storno, un uccello che la gente sempre accomuna a tutta una serie di problematiche che possono incontrarsi con lo storno, poi ne parleremo. Il suo nome in latino è Sturnus vulgaris, proprio come quando c'è vulgaris nei nomi latini, è proprio come dire una cosa che c'è, che comune al volgo. In realtà, se lo guardiamo da vicino, è un uccello bellissimo, Sì. Ha un piumaggio nero lucente con dei riflessi che vanno dal violaceo al nero, al verde, e metallici. Ha questa caratteristica proprio un piumaggio unico, tanto è vero che spesso la gente mi manda delle fotografie o mi dice: ho visto un uccello fantastico, era incredibile, probabilmente un uccello che veniva da chissà dove, ed era lo storno, che normalmente noi vediamo in grandi gruppi d'inverno, poi magari ce l'hanno che nidifica in casa e non gli dedicano 2 minuti, e il giorno che gli dedicano 2 minuti vedono che è un uccello bellissimo. Ovviamente, come molti uccelli, quando è nel periodo non riproduttivo, ha un piumaggio molto più semplice, per cui il nero diventa più opaco, perde un po' di riflessi, e specialmente la punta delle piume, che è sempre bianca, questa punta bianca si nota di più, per cui sembra un uccello nero opaco punteggiato, e per cui perde tutto il suo fascino di uccello dai riflessi metallici. Sì. Una caratteristica intanto cominciamo a dire che è un uccello che probabilmente è arrivato in Europa dall'Oriente, è un uccello steppico, nel senso ha bisogno di grandi spazi, non è un animale che vive nei boschi, e probabilmente in epoche passate, man mano che l'uomo disboscava e cominciava a coltivare, ecco che questa specie ha cominciato ad arrivare in Europa e a diffondersi anche in maniera molto importante. Ed è subito stato abbinato, vivendo in gruppo, perché una delle strategie di questo uccello, che poi andremo a vedere,
ha 1000 strategie ed è un uccello molto intelligente, e proprio per questo diventa un opportunista ed è un uccello che è riuscito ad adattarsi ai disastri che l'uomo ha fatto. Quando degli animali che sono molto che hanno nella loro caratteristica l'adattabilità e anche un'innata intelligenza, sempre vista dal punto di vista nostro, riescono a diversità di altri ad adattarsi ai disastri che fa l'uomo o, volendo essere positivi, alla presenza della nostra civiltà, e subito, quando cominciano a essere presenti nelle nostre città, cominciano i problemi, perché con una visione del tutto antropocentrica cominciamo a dire gli storni ci disturbano. In realtà forse non è proprio così. Ma andiamo avanti su quello sulle caratteristiche biologiche. È un uccello che nidifica nei buchi, ha imparato non solo a usufruire delle cavità naturali, ma anche delle cavità artificiali, per cui è un buon utilizzatore di nidi artificiali, ma anche trova i buchi all'interno di ciò che costruiamo. Una delle caratteristiche, per esempio, che io ho notato è che quasi tutti i cartelloni pubblicitari hanno un sistema di applicazione che prevede dei perni con dei grossi fori, e quasi tutti i cartelli pubblicitari sono abitati dallo storno. Nelle sue strategie ha quella di stare in gruppo, specie di inverno. Sappiamo, l'abbiamo già visto in altri uccelli migratori, che una strategia per passare l'inverno è quella di vivere in gruppo, che dà tantissimi vantaggi, il vivere in gruppo. Molti svantaggi, ma tantissimi vantaggi. È un animale che d'inverno specialmente predilige, ma si adatta, perché sarebbe un insettivoro, per cui, se vogliamo vedere, utilissimo all'agricoltura e alla lotta biologica nei confronti degli insetti infestanti, però come come la maggior parte dei passeriformi, durante l'inverno si adatta e mangia bacche, frutta, semi, e tra queste bacche, frutta e semi ci sono delle cose che noi coltiviamo, e qua in Veneto specialmente abbiamo i vigneti, per cui le ciliegie quando sono mature e anche l'uva. In realtà ci sono molti uccelli che mangiano l'uva e le ciliegie, ma lo storno, muovendosi in grossi gruppi, diventa chiaramente il primo degli imputati. A peggiorare questa situazione è il fatto che poi magari rientrano in città, perché questi uccelli hanno imparato benissimo proprio con la loro intelligenza e adattabilità, magari ad alimentarsi in campagna e poi trovare rifugio in città dove magari il numero dei predatori è minore. E quando rientrano la sera, le loro cacche, cioè i loro escrementi, magari, oltre che non sono mai piacevoli, ma sono colorati di rosso, e la gente che parcheggia magari la propria bella auto, magari se la trova ricoperta, perché non è più, diciamo, che viene colpita dalla deiezione di un animale, ma magari di 2000 storni. Anche perché li vediamo, no, che volano, cioè tutti in gruppo, senza mai... Anche questo, il discorso del volo in gruppo è interessante, sì, capire. Quando gli animali vivono in gruppo, è evidente che quando si muovono o hanno un volo lineare ordinato, come possono essere grandi uccelli tipo le oche o le gru, oppure, essendo uccelli piccoli, hanno questo volo dove seguono un leader. E il leader, quando cambia idea, cioè si sposta a sinistra o a destra, ha tutto questo gruppo che lo segue a sinistra e a destra. Per cui gli storni a mio avviso, donano anche di questa cosa fantastica, che sono questi voli che, specie in autunno, quando arrivano, magari col tramonto, è uno spettacolo. Fondamentalmente noi gratuitamente, questo sempre nella natura, ma a maggior ragione con lo storno, godiamo di questi spostamenti. Quando ruotano, ovviamente questi riflessi e queste differenze, magari di colore dall'ala superiore all'ala inferiore, fa sì che si noti ancora di più quanto sinuosi, fondamentalmente è come fosse delle nuvole di fumo che si muovono. Esistono delle fotografie fantastiche fatte al centro di Milano, al tramonto, da una fotografa che è Roberta Castiglioni, che ha proprio immortalato
quanto sia fantastica la presenza degli storni in città. Che poi, ovviamente, per chi si trova la macchina completamente rosa, magari è meno, però dobbiamo guardare sempre il mezzo bicchiere pieno. No, però è talmente affascinante il volo degli storni che c'è in diversi film Sì. utilizzato, poi non so se erano veri o se non sono stati ricreati, ma comunque perché hanno questo volo veramente molto affascinante e ti chiedi sempre come mai appunto il leader, perché si vede benissimo che c'è uno che guida, cambia idea così o Sì, non... perché probabilmente non esiste il capo storno come nei puffi, che c'è il capo puffo col cappello diverso, no? Sono strategie. Vivere in gruppo, questo ne abbiamo già parlato anche in altre occasioni, che vantaggi dà? Beh, innanzitutto il vantaggio che se ti aggredisce un predatore, tu hai più probabilità di salvarti, cioè nel senso che se sei un singolo che vola e arriva, abbiamo nominato prima, ma insomma lo sparviere piuttosto che un falco pellegrino, se te sei dentro in un gruppo di 2000 storni, la tua vita è sempre in pericolo, ma sei molto più sereno, perché dici, è un po' come, diciamo, vincere il Superenalotto al contrario, no? Giusto, nel senso. Ma vivere insieme dà dei vantaggi enormi anche con il cibo. Questo argomento l'abbiamo già visto. Tu dormi, facciamo finta, nella città di Padova, sei uno storno che dormi nella città di Padova, giovane, magari sei nato, poi parleremo da dove arrivano questi storni, e la mattina parti per andare a mangiare in campagna. Chi segui? Quello più magrolino come te o quello più cicciottello che vedi che arriva bello felice, grassottello, che ha mangiato e dorme? Segui quello. Per cui per i giovani o per storni meno bravi, vivere in gruppo vuol dire anche poter seguire i migliori e le buone pratiche, come diremo noi adesso che va di moda, e seguire chi mangia di più e chi mangia meglio e chi conosce il posto. Per cui quando si muovono non è detto che quello che si è in testa sappia bene cosa deve fare. Okay. Magari è solamente uno storno seguito da altri storni, che magari dice vado a sinistra, poi dice ma però potrei ancora mangiare un po' e torna a destra. Tanto è vero che se voi guardate, delle volte il gruppo si apre a dedalo con più gruppi e poi si riunisce. Ciò non toglie che, questo lo vedo in laguna anche con i piovanelli, pancia nera, eccetera, questi gruppi che fanno sti voli così particolari e che sembrano senza né capo né coda, in realtà hanno un loro ragionamento. Cioè può succedere che più di un leader cambi idea, ma poi comunque si riuniscono e comunque sanno benissimo quando devono tornare in città e quando devono andare a mangiare fuori. Insomma. Sono uccelli che spesso tendono a fare delle invasioni, chiamate da noi in maniera antropocentrica invasione, cioè nel senso che ci sono degli inverni che sono di più e degli inverni che sono di meno. Vanno a dormire, per esempio, nelle zone umide del nord-est, nei canneti, tanto è vero che anche in laguna è facile vedere questi voli enormi e poi tutti questi uccelli vanno a dormire nei canneti. Altri hanno imparato a starsene in città e ci sono città dove ci sono dei posti di grossa concentrazione ed è evidente che per le macchine che sono lì, ma è la stessa cosa per un contadino che gli arrivano gli storni a mangiare l'uva. Io credo che un salto di qualità culturale sia proprio quello di cominciare a convivere con la biodiversità. Io penso che esistano dei risarcimenti, ci sono 1000 idee di come contrastare questi storni. C'è chi vuole aprire la caccia allo storno perché così lo abbattiamo, mi pare in Liguria erano arrivati quasi a buon punto, ma dopo uno ragiona e dice se andiamo a vedere i danni che fanno gli storni lo storno è una specie protetta a livello comunitario, le sanzioni che può darci la comunità europea per fare un'apertura in deroga, forse ci conviene risarcire i danni sullo storno e poi abbattere anche 2000 o 3000 storni o anche ne abbattessimo 7000 non è mai la risoluzione di un problema l'abbattimento dell'animale, perché una popolazione che sta bene poi rioccupa gli stessi spazi, per cui è come in una stanza in un cinema noi mandassimo via in malo modo la prima fila,
ma dopo un po' quelli in piedi vanno a sedersi sulla prima fila. Per cui non è questa la soluzione. Bene, Sul fatto, Alessandro, devo un attimino chiuderti, devo mettere un brano e ci risentiamo fra poco. Ho imparato a amare i treni perché sono lunghi, lunghi come le tue gambe. Sto sempre attento a non sporcarmi le scarpe, però in compenso mi distruggo il cuore. Sto sempre attento a non sudare troppo, odio gli sbalzi di temperatura. A volte la felicità mi fa paura, perché svanisce come tutte le cose. Ma dove vanno, dove vanno? Perché finisce come tutte le storie, come Natale e Capodanno, che un po' ti annoiano, non ti stupiscono. Quasi mai, 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 quasi mai. Perché le cose belle non capitano quasi mai, perché le cose belle non capitano quasi mai. Ho imparato a amare i quadri perché sono grandi, grandi come il tuo sedere. Vorrei sempre che tutto sia perfetto, non ci sia niente fuori posto. Sto sempre attento a non fidarmi troppo, odio gli sbalzi di temperatura. A volte la felicità mi fa paura, perché svanisce come tutte le cose. Ma dove vanno, dove vanno? Perché finisce come tutte le storie, come Natale e Capodanno, che un po' ti annoiano, non ti stupiscono. Quasi mai, 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 quasi mai. Perché le cose belle non capitano quasi mai, perché le cose belle non capitano quasi mai. Ah, non so. Perché è difficile restare soli. Lo so, è difficile restare soli. Aspetta Andrea, non hai il microfono aperto. Quasi mai, 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 quasi mai. Perché le cose belle non Però no, capitano quasi un'ora già. mai, perché le cose belle non capitano quasi mai. Quasi mai, 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 quasi mai. sì, ma Quasi io mai. vado verso le conclusioni. Eccoci qua, nuovamente torniamo. L'audio non mi pare un granché. Comunque, vabbè, abbiamo avuto un problema tecnico. Con la mongolfiera. La mongolfiera che si stava sgonfiando, abbiamo rischiato il tracollo. Esatto. Vabbè, Va bene. era ferma dalla stagione scorsa, dai. Sì, esatto. Alessandro, ma non sono migratori questi, no? No, ecco, sì, su questo volevo arrivare verso le conclusioni. Allora, voglio dire, io non voglio dare soluzioni su chi è contro, chi è a favore dello storno. Dico che lo storno è un uccello che, se lo guardiamo con un po' di attenzione, invece è un uccello fantastico, intelligentissimo, è un uccello che imita i versi degli altri uccelli. Difatti, da questo punto ha un altro gruppo di persone che lo odiano, che sono i birdwatcher, perché delle volte uno dice: mi è parso di sentire un uccellino raro, ed è lo storno che lo imita, per cui un uccello molto intelligente. Normalmente viene scritto così, se uno cerca notizie sullo storno, che è per lo più stanziale. Se noi andiamo a vedere i dati degli uccelli inanellati, invece lo storno, e per me è normale, visto che poi d'inverno aumentano, è un migratore, e come si vede su altri uccelli, ne abbiamo già parlato, gli uccelli della laguna, tende a venire dall'Europa nord-orientale, anche se, essendo un passeriforme, in questo caso ne arrivano facilmente anche dalla Francia, dalla Germania, passando le Alpi,
che magari per gli uccelli acquatici è già più un problema, però è divertente vedere che la maggior parte di questi uccelli vengono da Polonia, Bulgaria, Ungheria, ma anche qui ne hanno trovati con anelli provenienti dalla Russia oltre gli Urali. Per cui abbiamo storni presi in Italia con l'anellino che avevano fatto più di 3.000 chilometri. E questo è fantastico per un uccellino di 20 centimetri. E allora la mia conclusione è questa: cominciamo a stupirci delle cose che abbiamo attorno, anche se ci sembrano banali e usuali. E in questo senso anche lo storno, cominciamo a guardarlo quanto bello è sto uccellino, cominciamo a informarci quanto intelligente è questo uccello, e proprio per questo si è adattato. E anche pensando a questi che si fanno 3.000 chilometri per arrivare nelle nostre città, forse possiamo vedere anche con più simpatia se ci fanno la cacca sulla macchina, insomma, che forse magari è un segnale anche quello, questa cacca sulla macchina, su come dovremmo cominciare È una metafora. anche noi a avere il nostro rapporto con le macchine. Una metafora. Va E con bene. questo concludo. Ringrazio a tutti e al prossimo giro in mongolfiera. Ok, Grazie, perfetto. come Grazie, sempre ciao. molto interessante. Sì, sto qua ancora un Ciao. po', se ci sono qualche domanda, grazie. Va bene, e passiamo subito al nostro secondo ospite, Andrea Zanoni, consigliere regionale, anche lui ambientalista, anche lui si interessa del mondo dell'avifauna. L'abbiamo chiamato, se vuole anche parlarci dello storno, della sua che abbiamo sentito prima a microfoni spenti, la sua esperienza con lo storno, e poi parleremo della caccia, di cosa sta succedendo adesso nel Veneto. Ciao Andrea, buonasera. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Ho ascoltato con molta attenzione l'intervento di Alessandro, un intervento molto interessante. E sì, nel mio piccolo conosco anch'io lo storno, lo seguo, è un animale che mi è sempre affascinato sin da bambino. Il primo ricordo era molto negativo, purtroppo, un vicino di casa che si faceva dare il permesso da un impresario che aveva un capannone dove andavano a nidificare gli storni e si faceva dare il permesso ogni primavera per andare a prendere i piccoli storni per ucciderli e mangiarseli. Cioè, quella è probabilmente una delle cose che ha suscitato in me questo senso di ribellione che poi mi ha fatto fare un percorso di impegno, di studio delle normative e così via. Adesso gli storni che purtroppo stanno calando, ce ne sono, io a casa ne ho, probabilmente saranno una quindicina di stanziali che sono qui nidificanti, nidificano tra l'altro sulle cassette nido quest'inverno con soddisfazione con degli amici della LIPU. Ho installato delle cassette nido che ho costruito io nel periodo del lockdown che mi sono fatto causa Covid, e la soddisfazione grande è stata, io ne ho fatte una decina per gli storni naturalmente, seguendo tutte quelle specifiche del Cisniar, quindi, e dopo seguendo anche l'esperienza che ho avuto, perché questa era la quarta generazione di cassette nido, e ne ho messe in centinaia, un centinaio, 10 di queste per gli storni, ma la soddisfazione più grande è stata relativa a quella all'installazione di 3 di queste cassette su un pino particolare dove ce n'erano di vecchie e dove un tempo nidificavano, perché le abbiamo messe a febbraio e già adesso fine marzo, inizio aprile c'erano gli storni che andavano dentro e fuori e poi hanno anche nidificato, quindi è stata veramente una soddisfazione. Poi io, pensate che siccome, come ricordava giustamente Alessandro, avendo questa passione e avendo anche un po' di campagna, io vivo a paese, ho piantato diversi alberi, sempre con la funzione di dare alimento a questi uccelli, in particolare d'inverno. E quindi io nel tempo ho più di 30 piante di cachi e alcuni hanno ormai 25 anni ed è uno spettacolo vedere questi storni, soprattutto a fine ottobre, quando arrivano i contingenti, proprio da dove diceva Alessandro prima, dal nord-est. Questi naturalmente, trovando un po' di storni qua stanziali, si fermano. E, insomma, a vedere questo spettacolo arriveranno anche a 200-300 assieme.
non le nuvole che vediamo a Roma, tutta un'altra cosa, molto meno, però sti qua si fermano ed è uno spettacolo perché naturalmente trovando i cachi trovano un alimento che gli dà nutrimento per diversi giorni, settimane. Poi ho anche la fortuna di avere 5 baulari, uno di questi ha penso 70 anni ormai. Pensate che adesso alle rame che toccano terra, da quante bacche ha, perché fortunatamente, no. nonostante la siccità, è riuscito a fare tante bacche. E anche qui le bacche del baularo per gli storni sono una cosa, non solo per loro, anche i merli, le ghiandaie, le gazze se le mangiano. E anche questa è una cosa molto, molto, molto bella. Volevo ricordare anche che lo storno è l'unico uccello che abbiamo in Italia che si nutre della larva dell'infandria, che è un parassita, è un bruco molto dannoso per le coltivazioni e da studi fatti si è scoperto che è l'unico, quindi alla fine è anche secondo me, più un alleato che un nemico degli agricoltori. E io da piccolo mio papà teneva il vigneto, avevamo sempre storni e io ricordo che mio papà mi diceva che solo i primi vite, quelle lontane da casa, venivano predate, scusate, venivano un po' prese di mira dagli storni. In realtà grossi danni non ne hanno mai fatti, quindi probabilmente non c'erano forse concentrazioni particolari, insomma, ecco. Comunque è un animale veramente affascinante. Purtroppo nidifica, come ricordava Alessandro, spesso non trovando cavità naturali dove lui va a nidificare, essendoci poche cassette nido in giro, va a nidificare nelle costruzioni, nelle case e a volte finiscono, ad esempio, negli scarichi, finiscono dentro ai tubi di sfiato dei bagni, che io, siccome collaboro anche col CRAS del Centro di Recupero Fauna Selvatica, vedo spesso diverse chiamate in quel periodo arrivare proprio perché questi storni poveri non trovano. Una volta andavano a nidificare sulle cavità dei vecchi alberi, adesso vecchi alberi ormai ce ne sono pochissimi e quindi così. Questo per quanto riguarda... ma anche sui tetti, perché man mano che noi mettiamo a posto i tetti con questi nuovi materiali togliamo spazio a storni, rondoni, Guarda, passeri. non me lo dire. Pensa, io vivo sulla casa dei miei, che ho ereditato, e un tempo mio padre, quando rifece il tetto, mise la rete antipassero, perché all'epoca era una tragedia. Io ricordo, siccome ho sempre messo sin da piccino le mangiatoie d'inverno per aiutare questi piccoli passeriformi, erano dei bulli, erano il flagello della mangiatoia, perché loro scacciavano verdoni, cardellini, fringuelli, il pettirosso, proprio comandavano loro. Guardate, io adesso quando sento il verso di un passero, come diceva Alessandro, mi si riempie il cuore di gioia. Noi della nostra età, io forse un po' di più anni di Alessandro, abbiamo passato i nostri inverni, autunni, estati, primavera in campagna o in città, sempre col È sottofondo vero, del è cipito vero. del passero. Era Lo davamo per scontato, è accompagnato, vero. sempre accompagnato. Sentire sto silenzio, guarda, per me è una cosa veramente a volte anche angosciante, perché cosa i nostri ragazzi, i nostri figli, i nipoti si perderanno, si stanno perdendo a causa... Io poi ho anche approfondito perché i passi non ci sono più, ci sono tante concause. Naturalmente, siccome ho restaurato casa, ho fatto togliere tutte le reti antipassero e quindi sono sempre i benvenuti. Io ho acquistato anche delle cassette nido speciali tedesche per i passeri, ma Lo so, sono è cose proprio difficile. È proprio io difficile. pensate, delle cassette nido fatte con le dimensioni per le cinciallegre, avevo fino a 7-8 anni fa, per almeno 20 anni le ho avuti, anche le passere mattugia, che sono i parenti più piccolo del passero, un po' più rare e più legate agli ambienti rurali rispetto ai cittadini, anche quelle scomparse. Guardate, c'è meno male, dico, che ho le cinciallegre e le capinere, un po' di cardellini, un po' di verzellini, perché per il resto un tempo c'erano anche tanti verdoni, anche quelli, pochissimi, ne sono... Perché quelli che venivano, cioè, addirittura scientificamente vengono chiamati uccelli comuni,
e vengono monitorati anche, diciamo, dalla comunità europea in campagna, cioè le allodole. Pensiamo alle allodole, una volta la primavera era l'allodola che nei campi si sentivano proprio no presenti dappertutto, o appunto come c'era prima il verdone, e stanno scomparendo. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che forse nella fase in cui questi uccelli sono insettivori stanno pagando quello che paghiamo anche noi uomini, e cioè che abbiamo esagerato con la chimica, per cui prima sono spariti gli insetti, poi si sono avvelenati gli uccelli e poi cominciano i problemi anche per noi. Per cui dobbiamo cominciare a guardare la biodiversità come la guardavano probabilmente i nostri avi, con molta attenzione, perché spesso è un segnale della nostra qualità della vita molto ma molto migliore di tutte le tecnologie che abbiamo adesso. In questo Sono senso. pienamente d'accordo con te, e difatti una di queste cause è che purtroppo io abito a paese, attorno a casa mia campagna c'era l'erba medica, soia, mais, frumento, orzo, e adesso Capannone. prosecco. Ecco. Prosecco è tra l'altro un vino che richiede un alto tasso di utilizzo di chimica di sintesi. Quest'anno, a causa della siccità e dello stress delle piante, hanno utilizzato degli insetticidi in deroga per la cicolina, perché c'è stata un proliferare di questa della flavescenza dorata che è causata da questo insetto. Quindi è stato un disastro. Io ho dei vicini, gli ultimi che avevano delle rondini, i piccoli li hanno trovati morti a terra, perché naturalmente i genitori portano l'imbeccata avvelenata. Io per anni ho avuto fino addirittura a 6 coppie contemporanee nidificanti di rondini. Da 8 anni, ovvero esattamente da quando hanno cominciato a piantare prosecco e quindi a utilizzare la chimica di sintesi, i pesticidi in sostanza, un po' alla volta sono rimasto senza, quindi veramente a volte mi piange. Io ho ancora il garage dove tengo lì questi bei nidi di fango per ricordare i bei tempi passati. Sì, un disastro, cioè chimica, trasformazione del territorio, ma proprio anche perdita delle tradizioni, perché spesso si sente parlare di tradizioni. Il vecchio cacciatore, quando io ero piccolo, il contadino non tirava su tutto il raccolto, ne lasciava un po' vicino alle siepi, perché magari per lo scopo magari di ammazzare, però diceva così mangia la selvaggina. Ma quello, come diceva giustamente Andrea, quel tipo di erbacce, quelle 2 o 3 pannocchie lasciate lì, quelle creavano habitat. Oggi si coltivano, se possono, si coltiva anche sulla radice dell'albero. E questo è un disastro. Allora, non lo dire a me, perché seguendo problemi anche dei cittadini, insomma, questi ti interrano anche il fosso, ti distruggono la siepe secolare pur di mettere un filare in più. E dopo le ripercussioni sulle falde acquifere, guardate che abbiamo in Veneto una situazione terribile, e il principale inquinante delle falde acquifere sono le degradazioni delle sostanze chimiche utilizzate in agricoltura, pesticidi e diserbanti in particolare. È veramente un disastro. Noi stiamo rinunciando a tantissime cose, stiamo distruggendo tante cose importanti per il profitto di pochi, per una politica tra l'altro anche sbagliata a mio avviso agricola, perché ci sono regioni che sono arrivate anche al 12-15% di biologico, regioni che hanno saputo tutelare i prati. Prima ricordava le allodole sono sparite perché non abbiamo più prati stabili. L'allodola in pianura, un tempo comunissima, è estinta. Bisogna andare nelle nostre prealpi, nelle colline, dove c'è ancora qualche prato che non viene sfalciato o che resiste. Ma un tempo era comunissima l'allodola. Io ho letto libri che in piazza delle Erbe, mi pare a Padova, arrivavano qui carretti di allodola, quante ne uccidevano. Adesso ormai gli stessi cacciatori ammettono non ci sono più. Io ultimamente ho fatto qualche giornata all'aperto per lavori vari, e ne ho sentite quest'anno ne ho sentite due di numero. Di solito vedi qualche gruppetto, una un giorno e una dopo 3 giorni. È anche lì la dimostrazione di come la strada che si sta intraprendendo, che abbiamo intrapreso, è una strada che veramente ci porta a, non dico l'autodistruzione, ma quasi, insomma. Ma noi non vogliamo scoraggiarci, e Esatto.
diamo voce a persone come voi che oltre a essere sensibili sono anche informate, preparate e speriamo un pochino alla volta che si diffonda la sensibilità e anche una consapevolezza nuova, insomma, nei confronti del mondo che ci circonda. Parlavi delle rondini, purtroppo per esempio qui da me ogni anno fanno la guerra e poi le mandano via, le uccidono, cioè purtroppo siamo a questi livelli, insomma, quindi però dai un pochino alla volta, sono piccoli semi che mettiamo nel terreno e Sì, io vedo che le nuove generazioni, quelli proprio giovani giovani, chiamiamoli quelli che adesso dicono il millennium, cioè quelli che hanno 20 anni, così, hanno ripreso forse una coscienza ecologica che noi avevamo sviluppato negli anni 80, 90, e poi c'è stato proprio un crollo. Io non riesco a capire il perché, che si era saliti di qualità, e poi la gente ha cominciato a disinteressarsi. Adesso queste nuove generazioni, probabilmente perché hanno delle prospettive future difficili, io vedo che sono molto molto attente, cioè io veramente vedo anche mia figlia, proprio sì, per loro è un must il fatto di anche, non so, cercare di mangiare di qualità, di non sì, sì, consumare, sì. eccetera, per cui dobbiamo essere ottimisti, dai. È vero, Eh, anche mia figlia è così. Tra l'altro io sono diventato vegetariano a cosa avevo 40 anni, lei è già vegetariana, quindi ha già fatto scelte anche etiche che io all'epoca manco mi abbastanza spiegavo. anche drastiche, sì, anche noi stiamo prendendo quella piega. No, No, c'è da no, sperare effettivamente. io ho ancora tutte le mie colpe, però diciamo, vivendo, cioè, mia figlia è Guarda, diventata vegana, ormai per forza di cose la carne non la vedo più neanch'io. ecco. Ecco. Oppure delle volte fa delle torte e dico, ah che bello, come sei fatto questa torta? Sono sempre fatte con questi legumi, ma alla fine ho imparato che si può fare anche come si dice, sì, sì, no, il tiramisù no, ma insomma, mia figlia riesce a fare con i ceci, io penso, non so, con i ceci e la soia tra poco riuscirà a fare anche il tiramisù. Ecco, Quanti anni ha tua figlia? è sì, del 98, per cui Ah, va per 23-24 ormai. Sì. la mia 2003. Comunque posso confermare il tiramisù fatto da mia moglie senza nessuno con i ceci e il coso, sembrava un tiramisù normale. Bene, Bene, allora, allora, questa è una stasera, piccola nicchia di No, aziende. aggiungo, stasera ci ha preparato le pappardelle cui funghi pioppini raccolti nel mio Nel boschetto. giardino. Bravissima, una roba speciale. No, questa è ingiustizia, guarda, io avevo sì, chi mi portava i pioppini del Montello lì. Ma è un vecchio pioppo che praticamente è caduto con vaia, pensate, e è rimasto il ceppaio perché l'ho lasciato lì e adesso da 2 o 3 anni comincia a farsi funghi una volta, due all'anno, bellissimi tra l'altro. Allora, Gianluigi, noi però avevamo chiamato Esatto. a parlare della caccia. Stiamo facendo un po' il salotto. Noi bene, bene. avevamo- Allora, sì, io intanto vi saluto perché domani mattina ho sveglia prestissimo. Va Grazie bene. mille Alessandro, a Grazie, No, è stato un presto. piacere, grazie a voi, alla prossima, è anche un piacere lo conoscevo ovviamente di fama, ma aver conosciuto così, vis to vis, anche Andrea. Ciao. Bene. Buon proseguimento, Grazie. grazie. Grazie, Ciao ciao. Buona Alessandro. serata, ciao, ciao. Allora, con Andrea volevamo parlare di caccia, no? Visto che siamo anche in tema, giustamente. E cosa sta succedendo qua nel Veneto? Faccio un attimino di storia e ultimamente abbiamo i cacciatori con Berlato che si sono un po' arrabbiati con il TAR. Raccontaci un po' la storia. Beh, succede questo, no? Che purtroppo abbiamo diversi uccelli che, grazie a una legge sbagliata, a mio avviso, anche uccelli migratori sono cacciabili, possono essere cacciati. Chi ha una licenza di caccia li può uccidere. In realtà sono un patrimonio di tutti i cittadini, quindi non dovrebbe essere consentito a una piccola percentuale di cittadini da prefisso telefonico di poter uccidere un patrimonio che è di tutti. Però c'è questa legge e la legge prevede che ogni anno la regione faccia un calendario venatorio, ovvero stili una lista dei condannati a morte, delle specie, degli animali che possono essere
uccisi. Parlano di abbattimento, io uso termini invece molto più realistici, uccisi. C'è un istituto tecnico dello Stato che si chiama ISPRA, che ogni anno dà un parere sul calendario venatorio scusate, che la regione scrive, no? E l'ISPRA, siccome dà un parere tecnico e scientifico, ogni volta per determinate specie prevede che non vengano cacciate, per altre che vengono cacciate in periodi più limitati, e poi ancora che non ci sia una pressione venatoria troppo forte nel periodo delle migrazioni, tipo addirittura 5 giornate la settimana anziché le 3 previste dalla legge statale. E quindi la regione cosa fa? Invece di recepire le indicazioni tecnico-scientifiche e quindi consentire la caccia nel rispetto della scienza e delle leggi, ovvero trovando un equilibrio tra i vari interessi di chi va a caccia e di chi vuole proteggere gli animali selvatici, fa sempre una scelta, quella della lobby venatoria. Appoggia l'ingordigia delle lobby venatorie, che loro sono per sparare sempre di tutto, di più e per più giorni, e quindi ogni tanto la regione, facendo questa scelta sbagliata che va contro la legalità, contro la legge, si trova fortunatamente a scontrarsi con delle associazioni, in questo caso la Lega per l'abolizione della caccia, la LAC, di cui mi onoro di far parte da tanti anni, che tramite i suoi legali, in questo caso l'avvocato Claudio Ninzola di Milano, un bravissimo avvocato, impugna questo calendario, cioè va contro il calendario per farlo bocciare. Da chi è che va la Lega Abolizione della Caccia a chiedere giustizia? Dall'ente preposto, che in questo caso è il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, il cosiddetto TAR. I giudici del TAR per ben 2 volte hanno dato ragione alla LAC, prima chiudendo la caccia a ben 19 specie di uccelli migratori a settembre, perché l'ISPRA aveva detto guardate che a settembre non puoi cacciare queste specie qua, sono ancora in movimento, hanno ancora i piccoli non autosufficienti, è un periodo sbagliato e così via. Cacciali da ottobre in poi. E quindi la LAC ha ottenuto questa bellissima vittoria, li ha protetti, e proteggere questi uccelli migratori, guardate, in periodo di cambiamenti climatici, di siccità, di consumo del suolo fuori controllo, è stata una cosa importantissima. L'altra cosa che la LAC ha chiesto e il TAR ha concesso è stato il blocco della caccia di 5 giorni la settimana tra ottobre e novembre. La legge nazionale parla di 3 giorni, noi in Veneto dovremmo essere sempre i più filocacciano e quindi hanno dato 2 giornate in più. Hanno bloccato queste 2 giornate in più. È stata un'altra grandissima vittoria, perché vuol dire, nel giro tra ottobre e novembre, vuol dire bloccare la caccia per 20 giorni. Voi sapete, quei 34.000 cacciatori, poi non escono tutti, per carità, ma portare via 34.000 doppiette, 20 giorni, nel periodo dei picchi migratori, perché questi uccelli, come spiegava prima l'amico che si occupa di storni, Alessandro, si muovono soprattutto da nord a sud, cioè partono dai paesi del nord perché naturalmente non possono reggere la neve, il ghiaccio e la mancanza di cibo che c'è d'inverno, vengono verso sud Europa e transitano tra di noi. Quindi voi capite, 20 giorni in meno, proprio nel periodo di massimo passaggio di animali, di uccelli migratori, vuol dire aver ottenuto una vittoria grandissima. Naturalmente in cuor mio la caccia andrebbe abolita, ma a ridurre di 20 giornate vuol dire ottenere salvare centinaia di migliaia di beccacce, beccaccini, pavoncelle, allodole, tordi, sasselli, e poi di conseguenza vai a proteggere anche gli uccelli protetti, nel senso che purtroppo i controlli non sono mai tanti, quindi Ecco, stavo appunto per chiedere, qualche ecco. sparo anche allo storno, ad esempio, che è un uccello protetto, al fringuello viene fatto, insomma. Quindi meno gente c'è fuori, meno spari e più animali passano e più si salvano. E quindi cosa è successo? Il TAR per 2 volte ha dato ragione alla Lega Abolizione Caccia,
e ha dato torto alla Regione Veneto. Ma l'altra grossa soddisfazione dell'altro giorno, quando la Regione è ricorsa in appello, è andata a bussare alla porta ai giudici romani, cioè al Consiglio di Stato, che è l'organo che sta sopra il TAR, che può decidere di riformare una sentenza, un'ordinanza del TAR. E cosa ha detto il Consiglio di Stato? Che il TAR aveva fatto bene, ha seguito le norme e aveva fatto bene a bloccare la caccia nelle modalità che aveva chiesto la Lega Abolizione Caccia, dando un sonoro 3-0 alla LAC contro la Regione Veneto. Anche perché negli anni passati, no, la regione ha preso sempre multe dalla comunità europea, appunto per il piano venatorio. Diciamo che non si è mai arrivati alla multa. Ci sono state procedure di infrazione perché è stata bloccata prima. Ad esempio, ricordava prima Alessandro che lo storno era stato cacciabile, era cacciabile in deroga assieme al prispolone, alla pispola, alla tortola al collare, alla peppola, il fringuello in particolare, ma sono cacce che sono state bloccate. Io devo dire con grossissima soddisfazione, io entrai in Parlamento europeo nel 2011, una delle prime cose che feci fu incontrare il Presidente della Corte dei Conti intanto, e soprattutto l'allora commissario europeo all'ambiente Janusz Potočnik, lo sloveno Janusz Potočnik, parlando proprio della caccia in deroga che veniva fatta in Italia. Andai, mi ricordo, con anche degli stampati, con delle foto degli uccelli che venivano cacciati in Italia. Per loro è follia cacciare uccellini dal peso di 10 grammi, con le didascalie in sloveno per fare bella figura nei confronti del commissario. E lì nacque tutta una interlocuzione con la Commissione europea che portò alla vigilia di pesantissime sanzioni per l'Italia, che non vennero rese attuali, non vennero applicate, perché l'Italia naturalmente fece subito un passo indietro. Ricordo con grande soddisfazione l'allora ministro per gli affari regionali che intimò alle regioni di fermare la caccia in deroga. Questa per me è stata una soddisfazione grandissima, sapete, perché siccome amo questi animali, mi piace osservarli, eccetera, negli anni successivi, ma ancora adesso osservandoli, vedendoli arrivare, penso sempre, chissà, magari questi sono i figli, i nipoti di quegli uccelli salvati all'epoca grazie al mio intervento e all'intervento anche di tanti altri. No, ma è importante questo che dici perché ci conferma quello che sappiamo, ma bisogna sempre tenerlo presente, che bisogna vigilare, non bisogna mai rassegnarsi, non bisogna mai dare per perse le speranze, no? E occorre anche avere delle persone nelle organizzazioni, amministrazioni, in consiglio regionale, Brava. Parlamento, che siano un po' sensibili anche. Brava Rossella, perché guardate, anche questa è una cosa che io non mi spiego. Non può esserci l'80% dei cittadini che sono contrari alla caccia e dopo trovarsi nei parlamenti, nei consigli regionali, con l'80% a favore di norme più permissive per la caccia. Guardate che è una cosa terribile questa, che non mi spiego, un'ingiustizia veramente inenarrabile, direi. Siamo in democrazia, dovrebbe valere la volontà popolare, tra l'altro è patrimonio dello Stato. Come si fa? Io veramente a volte giudico un politico anche dal suo atteggiamento nei confronti della caccia, perché i cacciatori purtroppo sono molto insistenti, si mobilitano anche personalmente, chiamano, rompono le scatole e a volte magari anche in maniera un po' pesante, e là vedi, secondo me, il valore e la stoffa del politico. Quello che cede, secondo me, è un politico di basso valore. E purtroppo io quando mi vengono a fare proposte del genere penso a perché sono nelle istituzioni, io devo rappresentare i cittadini, Certo. devo tutelare il bene comune, qua stiamo parlando di bene comune. Io non riesco, come si possa, magari per una cena a base di polenta e uccelli, vendere la propria azione che dovrebbe essere di tutela del patrimonio faunistico, degli animali selvatici,
della tua regione, del tuo Stato, Ma, dell'Unione Europea. Ma i ma cacciatori sono sempre stati abbastanza, diciamo, forte da questo punto di vista perché, diciamo, sparano a destra e a sinistra e quindi riescono a raggruppare tutti. Poi in Veneto abbiamo a dire la maggiore associazione, che è Federcaccia del Veneto, ha il proprio presidente seduto tra i banchi del Consiglio regionale del Veneto. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto ha la licenza di caccia. Altri colleghi, sempre di questa maggioranza, hanno la licenza di caccia, poi te li trovi e anche questo lì. spiega già qualcosa, sì. Poi dopo, naturalmente, quando le norme le fanno loro, è come dire, dare il compito a un carcerato di costruirsi la cella, la fa col buco. Stessa cosa succede con le leggi. Sì, oddio, allora però hai ragione nel ricordare che nel momento in cui sei in consiglio regionale non rappresenti più te stesso, i tuoi amici cacciatori, rappresenti tutti i cittadini della regione. E quindi ci vorrebbe un po' più di... Ascolta, Allora, sai, Rossella, come sono scusa, riuscito, oltre che con Potocnik, a bloccare in consiglio regionale, quando ero parlamentare, la caccia in deroga, anche con un incontro che feci con l'allora presidente della Corte dei Conti. Perché? Siccome il patrimonio faunistico è un bene della collettività e le leggi sono chiarissime, peppola, fringuello, prespollone, piscola, storno, non li potevi cacciare. E poteva invece arrivare una sanzione da centinaia di milioni di euro. Io chiesi a lui, ma mi scusi, Presidente, mi può dire se un politico che alza la mano e consente una legge che prevede dei contenuti illegittimi, come la caccia ad uccelli protetti da norme europee, e dopo ci arrivano i soldi, è legittimo che i soldi da pagare della sanzione, è legittimo che siano i contribuenti a pagare e non i responsabili di? E lui mi disse, no, chi paga deve essere chi ha alzato la mano. Mi ricordo che lui fece una lettera che bloccò anche i più accaniti sostenitori della caccia, perché nel momento in cui vennero minacciati e toccati nel proprio portafoglio, allora lì cambiarono idea. Successe per la caccia in deroga e successe anche per i roccoli, ovvero l'uccelagione, che anche in quel caso, grazie, io devo dire, in quel caso a un lavoro di collaborazione sempre con il commissario Potocnik, ma anche con le guardie zoofile dell'EMPA del Veneto, riuscimmo con un lavoro di squadra a bloccare anche l'uccelagione in Veneto, dimostrando che non c'erano controlli e dimostrando che venivano commessi atti illeciti all'interno di questi centri di cattura con rete d'uccelagione degli uccelli per poi darli ai cacciatori per essere utilizzati come richiami vivi. Quindi niente, grazie per portare queste istanze quindi in Consiglio regionale e anche a più largo raggio nei limiti del possibile. Speriamo che dei parlamentari siano sensibili, ecco, anche dei parlamentari siano sensibili e siano un po' meno influenzabili dalla lobby dei cacciatori e non so se ci sia anche una lobby delle armi, ecco, non ho... Sicuramente c'è anche quella. ecco, quindi va bene, Va grazie. bene, Andrea, grazie No, per ringrazio la a voi serata. perché ho avuto l'opportunità di parlare di cose per me piacevoli, come ad esempio Per quello ti degli abbiamo uccelli chiamato. migratori, e anche di raccontarvi delle cose importanti e del contributo che sto dando appunto assieme ad associazioni come la Lega Abolizione Caccia alla lotta contro l'illegalità e per la difesa dei nostri amici alati. Grazie mille. Ciao, grazie Andrea, Ciao, grazie, grazie buon a voi. lavoro.
che Filippo, scusa, ciao, so Furio, senti, non so, che giorno sei oggi? Non so, vabbè, vedo che ti cadrio il trombone. Sì, Ecco, allora, mi si viene in mente sto tocco nuovo, ascolta. Non sei colpa mia, non sei colpa mia. Coco, 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 sveglia, sveglia, coco, date da far coco. Ancora fermo queste stampine del Juventus, leggi la gazzetta, intanto cambia il vento. Non te ne importa, questo si sa. Se massa fatica, soccotise, ti resterà. Se non ti cambierà, cambierà. Se ti sei socco non sei colpa mia. Se sei zuccone non è colpa mia. Se ti sei socco non sei colpa mia. Se sei zuccone non è colpa mia. Ho fatto tutto, tutto fatto. Dove ti giri, ti sei contento ti. E mi so semo che continuo a ragionare per trovare una strada per poi poter cambiare. Se ti sei socco non sei colpa mia. Date una sveggiata, mi muoverò e lotterò anche per te, per te, per te. Se ti sei socco non sei colpa mia. Se sei zuccone non è colpa mia. Se ti sei socco non sei colpa mia. Se sei zuccone non è colpa mia. Coco, 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 chicchirichi, coco, guarda avanti, coco, date fuoco, coco. Se tanti anni che lo dico per le rime, questo è il mio modo per combattere il regime. Dica prova mai immaginare tutta un'altra vita, cosa cambiare, Dio troverà dentro di te, de ti. Se ti sei socco non sei colpa mia. Se sei zuccone non è colpa mia. Se ti sei socco non sei colpa mia. Se sei zuccone non è colpa mia. Se ti sei socco non sei colpa mia. Se sei zuccone non è colpa mia. Se ti sei socco non sei colpa mia. Se sei zuccone non è colpa mia. Non è colpa mia. Non sei colpa mia. Musana. Andiamo direttamente con Harlem, credo di aver capito, a New York abbiamo Francesco Pollon. Ciao Francesco. Ciao Gianluigi, ciao Rossella, buonasera a Oh, tutti. benvenuto. Grazie mille, grazie, è un onore. Francesco, come vedete dalla grafica, pianista jazz, no? Esattamente, nello specifico. L'abbiamo conosciuto quest'estate a Cassavio, che è venuto al nostro festival, Litorale Jazz Festival, con il trio, suonava anche con David Boato e siamo stati affascinati dal tuo pianoforte. Grazie, grazie infinite, sono onorato, è stato un piacere oltretutto prendere parte al vostro bellissimo festival, quindi grazie 2 volte. Ascolta, sei a New York per aggiornarti, per aumentare, no, la tua formazione di pianista jazz. Esattamente così, esattamente sì. Sì, raccontaci un po'.
Allora, no, diciamo che è sempre stato per me un pallino fin da quando avevo 15 anni. Una volta tornato a casa presi mia mamma e dissi: "Mamma, ho scoperto dove voglio andare a studiare", ed all'epoca era Boston, e mia mamma mi ha detto: "Sì, aspetta e spera, credici". Io però, da bravo ariete testardo come sono, quando dopo svariati tentativi, una volta arrivato ai 27 anni, pare che ce l'abbia fatta a mettere un pallino su questo piccolo sogno, e quindi ho deciso di venire qui soprattutto in virtù del fatto che mi avvio verso i 30, quindi è un'età per cui dopo in teoria uno si mette più nel mondo del lavoro, nonostante uno non finisca mai di imparare. Però diciamo, ho voluto dedicare questi anni ancora della mia, se si può chiamare, giovinezza, a formarmi quanto meglio possibile in quello che ho fatto fino adesso nella mia vita, e qual posto migliore di New York per il jazz può esserci. Ci sono alcuni bei posti in giro per il mondo, ma New York è un po' la mecca per chi suona questo tipo di musica, ecco. E la scuola che frequenti, che scuola è? Io sono iscritto adesso alla Manhattan School of Music, che è uno dei Mhm. conservatori storici di New York, che ha all'interno diciamo un dipartimento per ogni tipo di musica. Nello specifico è una scuola molto improntata sulla musica classica, però c'è più ridotto rispetto al dipartimento di musica classica, un fortissimo dipartimento di jazz, che è insomma famoso in tutto il mondo, e un dipartimento anche di musical theater, visto che la scuola si affaccia su Broadway, e quindi per forza di cose non poteva. Ti abbiamo Un bloccato. po' Frozen, per restare in tema, Esatto. ma adesso sono sicura che riprenderà. Francesco? Francesco, ci sei? Le linee internet americane fanno le Le bizze. bizze? No, E vedo che è ancora congelato. aspettiamo un secondo. Allora, appunto, Francesco ha fatto anche il suo primo disco, che adesso lo mettiamo, Catch Me, registrato Prendimi. lo scorso anno. E la connessione è saltata, sembra di sì. E Catch Me in una collaborazione con una casa, vediamo un po' se c'è, partecipa, ecco qua, ci sei? Sì, Ci sono, deve ecco essere qua. caduta la connessione o qualcosa Sì. del genere. Stavo parlando del tuo disco Catch Me, che è il tuo Oh, primo disco, no, che lo potete esattamente. trovare su tutte le forme di vendita online o forse anche nei negozi. E raccontaci un po' del disco creato durante il lockdown o subito dopo? No, no, in realtà è stato proprio figlio del lockdown, che devo dire, rispetto a, purtroppo, nonostante i tragici eventi che hanno caratterizzato quel periodo, io ho avuto la fortuna, quantomeno, che per quanto ha riguardato me, il primo lockdown è stato un periodo molto, molto fruttifero, ecco. E diciamo è un disco nato per puro caso, non per mia volontà, ma diciamo per una serie di fortunate coincidenze, nel senso che Marco Lincetto, che è stato il produttore del mio disco, e che è quello anche che lo ha sapientemente registrato, fondatore e presidente di Velut Luna, all'epoca mi contattò diciamo, per l'incrocio fortunato di due persone che gli avevano parlato di me, per prendere parte a una produzione discografica che poi è, come si dice, è stata realizzata nel disco di Chiara Pastò. E aveva contattato me per fare quella registrazione lì. E il giorno dopo mi richiamò, mi disse: "Guarda, ho una proposta da farti. Vuoi fare un disco in piano solo?" E ho detto: "Ostia". Per me è stato diciamo, una proposta che è stata un po' un fulmine a ciel sereno, soprattutto perché, insomma, esordire con un disco in piano solo per un pianista è una cosa importante. Quindi, diciamo, un po' ho voluto, nonostante pieno di timori, ho voluto prendere la sfida al volo, e provare a vedere cosa è saltato fuori. E diciamo che tra tutti i miei timori, però tutte le sue imperfezioni, sono molto contento del disco che ho registrato, perché penso che
rispecchi molto l'immagine del me stesso del periodo in cui è stato concepito, insomma, rispecchia tutte le influenze della musica che stavo ascoltando, che tuttora ascolto. E quindi diciamo da quel punto di vista è stato fortunatamente sostenuto da un periodo di tempo in cui ho avuto anche il tempo di dedicarmici per scrivere musica, per studiare, ed è stato appunto il periodo del primo lockdown. Interessante anche il preludio di Chopin fatto nella tua maniera, che lo sentiamo, tu non lo senti adesso, ma lo sentiamo nel sottofondo adesso. Grazie. Beh, quello è stato... Allora, io ho studiato, prima di studiare a New York, ho avuto la fortuna di studiare in Polonia per 3 mesi e mezzo, che poi in realtà si sono prolungati. E diciamo, quando sono andato in Polonia è stato proprio una specie di colpo di fulmine, amore a prima vista. L'ho sentita come una specie di seconda mia nuova casa, e ho trovato una miriade di stimoli che mi hanno influenzato. La Polonia, siamo curiosi di sapere quali sono stati gli polacchi. No, anche perché lui è molto specializzato, poi si è specializzato nei pianisti polacchi, negli autori polacchi. Evidentemente, stando là in Polonia, gli sono piaciuti e si è innamorato evidentemente della musica polacca. Eccoci qua. Questa linea con Harlem... Mi dispiace, ma purtroppo se vuoi provare a togliere il video, che così rimane solo l'audio. Ma non credo sia quello il problema, perché dopo tutto il resto funziona. Funziona benissimo, in effetti. Dicevo che ti eri innamorato anche degli autori polacchi, no? Esattamente, mi sono innamorato della musica che io ho scoperto lì, dei musicisti contemporanei che giocoforza fondavano parte delle loro radici, anche culturali, nazionali, nella figura di Frédéric Chopin, e per me io non ho potuto esimermi dall'andare a scoprire meglio questo artista, che comunque è conosciuto a livello mondiale, è considerato parte del patrimonio culturale e musicale del mondo. Però nello specifico ho avuto la fortuna di poter approfondire la sua musica lì, nel luogo, nella sua amata Polonia, e nella nostra amata Polonia, mi verrebbe da dire, e quindi diciamo ho scoperto molto della sua musica, tra cui questo preludio che mi ha stregato fin dal primo momento, e ho deciso di provare a vedere, di dargli una veste diversa, e chissà cosa avrebbe pensato se l'avesse sentito al giorno d'oggi. Ecco, insomma. E ti posso chiedere una cosa, Francesco? Adesso che sei a New York, oltre alle cose meravigliose che sicuramente imparerai nella scuola, nel conservatorio, ci sono degli stimoli che la città proprio ti offre, la sua cultura, la sua gente, molto varia così, che ti offre per la tua formazione, per la tua produzione? Beh, sicuramente sì, nel senso che New York è un posto che io dico sempre a tutti gli amici, è un posto che ti prende a papine, nel senso che non ha pietà di nessuno, però è un posto che ti costringe prima di tutto a fare i conti con te stesso e a capire veramente chi sei e cosa vuoi. E seconda cosa, chiaramente la società statunitense, la società newyorkese è in realtà per ontologia un crogiuolo di diverse culture, però comunque si rifà a un suo tipo di estetica e di stile di vita che senza ombra di dubbio influenza la musica prima di tutto, e ti costringe in un certo senso a calarti appieno in un mondo completamente diverso da quello da cui sei abituato, e diciamo ti allena molto all'elasticità mentale e personale, e anche di ricezione di stimoli. Sicuramente poi diciamo il fatto che tutto va velocissimo, diciamo il fatto che non c'è mai un momento in cui ci si annoia, non c'è mai un momento in cui sei veramente da solo, sei completamente circondato e continuamente circondato da cose che succedono.
Quindi gli stimoli sono talmente tanti che non basterebbe neanche una giornata a definirli tutti, insomma. E quindi chissà poi in quale modo entreranno nella musica che sicuramente avrai voglia di comporre, insomma. Assolutamente sì, assolutamente sì. Riflettevamo anche io e un collega poco tempo fa del fatto che lo stare qui e il vivere qui, nonché addirittura l'essere nato qui per per certi versi ti porta a suonare in un determinato modo, anche se non lo vuoi. Molto, molto energetico, molto denso, secondo me. Ed è la bellezza, insomma, di stare di stare in un ambiente del genere, ecco, insomma. Poi, appunto, ognuno filtra gli stimoli attraverso la propria personalità e la propria sensibilità, per cui dopo alla fine si riflette in ogni cioè gli stimoli si riflettono in ogni artista in maniera diversa e poi Certo, indirettamente attraverso la loro musica. certo. Va bene Francesco, adesso c'è un'immagine di una foto scattata quest'estate qui a Cassavio e metteremo adesso Strange Not Chase. Adesso il mio inglese fa proprio che hai suonato qui con Francesco Bordignon, giusto? Certo, con Francesco. Bravissimo contrabbassista anche lui, Grandi- e Adam Persch e David Boato. Ci Esattamente. sentiamo questo e ti salutiamo e grazie mille per... E ci auguriamo di averti di nuovo con noi l'anno certo, prossima estate, prossimo, se sei qui ti chiamiamo per le subito. meritate vacanze italiane. Grazie mille, con moltissimo piacere sarò felice di tornare a far parte del vostro bellissimo festival e vi ringrazio ancora dell'invito in questa bellissima trasmissione e vi mando un caro saluto e un abbraccio. E in bocca al mille, lupo. in bocca e buon studio. Ciao Francesco. Grazie mille, ciao, 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 ciao.
Buonasera a tutti, rieccoci qua. Siamo volati con la nostra mongolfiera a Zurigo, dove troviamo il nostro amico e esperto di letteratura Maurizio Nappa. Maurizio Nappa è un amante dei libri e scrive anche, tiene anche un blog, dopo magari mettiamo il link dove così ci racconta un po' le sue letture. Ma noi oggi l'abbiamo chiamato per parlare del Premio Nobel per la letteratura che quest'anno è stato assegnato, diciamo, evitando lo sconcerto che spesso noi lettori così proviamo quando viene annunciato il Nobel, nessuno conosce gli autori, non li abbiamo mai sentiti nomi, non sappiamo dove sono, eccetera. Questa era invece è un'autrice europea, francese, abbastanza nota e passo la parola a Maurizio. Prego Maurizio. Grazie Rossella, buonasera a tutti. Sì, diciamo che il Nobel ad Annie Ernaux non è stato una sorpresa e soprattutto non è stato dato a un'autrice a noi italiani sconosciuta. In realtà il bello del Nobel agli sconosciuti è che ci permette di fare delle nuove letture. Quindi, non so, quello dell'anno scorso a Gurnah mi ha permesso di conoscere uno scrittore che non conoscevo assolutamente e di leggere di temi quali il colonialismo, quali l'amicizia, dei veri e propri romanzi che a me erano assolutamente ignoti. Quest'anno siamo andati insomma, l'Accademia di Svezia è andata su qualcosa a noi più familiare, con il premio ad Annie Ernaux, che in Italia è conosciuta anche perché nel 2016 aveva vinto il premio Strega europeo con gli anni, quindi forse con il romanzo più esplicitamente politico dei suoi. Io la conosco da qualche anno prima e devo dire grazie ai social, grazie a Facebook che tante volte, se ben usato, fa cose buone. Su Facebook c'è una pagina di lettura che si chiama Billy, il vizio di leggere, che anni fa aveva promosso un'iniziativa chiamata Modus Legendi. Volevano portare in classifica, nella classifica dei libri più venduti, degli autori di qualità ma pubblicati da piccole case editrici e quindi sconosciuti. Come funzionava? Questa proposta andò avanti per diversi anni. Funzionava così: a inizio anno venivano proposti dagli amministratori di questa pagina 5 titoli, i lettori della pagina votavano il titolo e poi il titolo più votato veniva comprato da tutti nella stessa settimana. Un anno la vincitrice fu Annie Ernaux con Il Posto, il romanzo Il Posto, che fu comprato da noi tutti nella settimana giusta e arrivò, mi pare, al terzo posto nella classifica di vendite di quella settimana lì. E così ho scoperto... Bello, vedi che il potere della pubblica opinione, bello, mi piace questa cosa. Sì, si cercava un po' di contrastare lo strapotere delle grandi case editrici e quindi della distribuzione, no? Quando si va nelle librerie, se ci facciamo caso, in vetrina troviamo sempre gli stessi libri. Cambiamo libreria, ma i libri sono sempre quelli. E se si dà uno sguardo alle case editrici, sono sempre Einaudi, Feltrinelli, Mondadori, Rizzoli, siamo sempre lì. Le piccole case editrici fanno fatica a farsi conoscere e Annie Ernaux era ed è tuttora pubblicata da una piccola casa editrice, credo romana, l'Orma. Quindi Il Posto arrivò in classifica, io lo comprai, lessi questo libro e trovai una storia assolutamente accattivante, assolutamente nuova. Si raccontava del rapporto padre-figlia attraverso questo posto. Il posto era il bar alimentari dove i suoi genitori lavoravano e dove quindi l'avevano cresciuta. Teniamo presente che Annie Ernaux ha umili origini, si è laureata, ha studiato, è diventata professoressa
grazie proprio ai sacrifici, allo sforzo di questi genitori. Quindi questo è stato il primo incontro per me con la scrittrice, che ho continuato a leggere. Ho letto altri 7 suoi romanzi. Come dicevo prima, il più noto è Gli anni, perché attraverso la sua storia lei ripercorre gli anni della storia di Francia, dalla liberazione, quindi dalla fine della seconda guerra mondiale, la Ernaud è del 1940, fino ai giorni nostri. Quindi si passa dalla fine della guerra alla scoperta di internet e all'uso di internet, l'11 settembre, l'Algeria, il 68, il femminismo, tutto questo sempre con un parallelo storia personale, storia di Francia. Questo libro vinse lo Strega Europeo, ma poi ce ne sono stati tanti altri. C'è stato per esempio l'evento dove lei racconta la sua esperienza di un aborto clandestino. Clandestino perché all'inizio degli anni 60 in Francia era proibito abortire. Oppure la storia della madre, la malattia della madre, l'Alzheimer, nel libro Una donna. Quindi ho addirittura un altro che si intitola L'altra figlia, quando lei racconta di aver scoperto di essere la secondogenita, ma di aver perso una sorellina bambina, che era bambina prima che lei nascesse, e la presenza di questa sorella le era stata in qualche modo nascosta per farla crescere serena. Quindi attraverso se stessa, attraverso i suoi genitori, attraverso la sua storia, lei racconta di noi alla fine. Ecco, infatti una cosa che ti volevo chiedere è qual è il valore della scrittura? Perché così i temi che hai detto, tutto sommato, sì, li possiamo ritrovare in tantissima narrativa, no? Ecco, perché è così speciale il suo modo di raccontare? Allora, lei prima di tutto scrive sempre in prima persona e ha uno stile molto secco, molto essenziale. Quindi non ci sono molti aggettivi, non ci sono grandi descrizioni, arriva sempre dritta al punto, ma ha la capacità di rendere politico quello che lei racconta. E politico lo uso nel senso positivo del termine, nel senso migliore del termine. È stata definita una scrittrice femminista, sicuramente lo è, perché si è sempre battuta anche nella sua vita sia di insegnante che di donna poi diciamo pubblica, di persona pubblica, per i diritti delle donne. Lei ha sempre sostenuto che il diritto delle donne passa per il diritto alla libertà del proprio corpo, e questa è una cosa assolutamente fondamentale, soprattutto in questi anni dove alcuni diritti che ritenevamo acquisiti si stanno cominciando a perdere o diventano più difficili da esercitare. O comunque messi sotto, no? Sotto lente di ingrandimento e si cominciano a tirar fuori Sì. Così, ma questo, ma quello, e fino a quando poi magari il diritto non è più così scontato. Esatto, però ecco, definirla femminista soltanto secondo me è riduttivo. È femminista nella misura in cui dovremmo esserlo tutti, cioè il combattere il patriarcato, il combattere i soprusi. Tant'è vero che lei dice che racconta attraverso di lei e della sua famiglia, lei racconta le donne e i dominati in generale, quindi gli umili, quelle persone che non riescono ad avere la propria voce, a far sentire la propria voce. E quello che ha di grande, secondo me, è proprio questo, queste umili origini che fanno parte di lei, che ne hanno comunque condizionato la sua storia personale e quindi il suo modo di scrivere, la sua letteratura. Non sono una vergogna, tra l'altro uno dei libri parla appunto anche di vergogna, ma sono non vorrei dire un valore aggiunto, perché insomma nessuno vorrebbe essere povero e vivere di stenti o vivere di difficoltà, però insomma è quello che caratterizza la vita di molti di noi. Quindi c'è... Perché le permette forse, no, anche di entrare in modo autentico, no? Nella visione, nel punto di vista degli umili o degli emarginati, perché poi con tutta la solidarietà che uno umana, che una persona può provare,
se è nato molto bene, molto agiato, eccetera, la prova razionalmente, ma no, insomma è Sì, difficile, no? Che possa immedesimarsi, quindi esatto. Quindi io sono stato contento di questo premio Nobel. Devo dire onestamente che da lettore forte, tu mi hai definito esperto di letteratura, per carità, non lo sono, ma sono uno che legge tanto, questo sì. E da lettore forte avevo altri autori che speravo vincessero, ma quando ha vinto lei sono stato molto contento perché appunto la conoscevo bene. E io credo che sia meritato, mi ha fatto un po' sorridere la solita polemica, è un Nobel politico, ma io credo che tutti i Nobel siano politici. E quindi insomma non lo so, se pensiamo a quello dell'anno scorso, appunto, le radici del colonialismo e insomma cosa ha rappresentato l'Occidente in Africa, ma lo stesso, non so, tornando a qualche anno fa, la Svetlana Alexievich e quindi l'Unione Sovietica, cosa è stata, e anche lì il racconto degli umili, voglio dire, anche quello era politico, ma forse anche se arriviamo a un secolo fa, se pensiamo alla nostra Grazia Deledda nel 1926, io definirei politico anche quel Nobel lì, insomma, molti ascoltatori sapranno che dopo i 50 anni dall'assegnazione del premio Nobel, l'Accademia di Svezia comunica chi erano i candidati di quell'anno. Ora, se si guardano i candidati degli anni 20, assieme alla Deledda si trova un'altra grande scrittrice italiana, sempre candidata, che è Matilde Serao. E Matilde Serao nel 26 pubblicò un romanzo antimilitarista, Mors Tua, che è stato poi l'ultimo romanzo della scrittrice napoletana, che era chiaramente contro il regime, chiaramente contro la guerra, e insomma, gli istituti di cultura italiani e tanti altri istituti di cultura come dire, si sponsorizzarono comunque il Nobel alla Deledda, che era una scrittrice decisamente più calma dal punto di vista politico della Serao. Quindi ecco, la figura della donna nella Deledda era molto più in linea con il tempo che non le donne della Serao. Quindi voglio dire, una grandissima scrittrice, due grandissime scrittrici italiane, però fu premiata quella che in qualche modo in quel momento aderiva di più alla società del tempo. E quindi voglio dire, i Nobel sono sempre politici, secondo me. sì, delle volte ci sembrano anche un po' burloni quei signori e la cosa mi piace molto, nel senso che sono dei signori abbastanza attentati. Ascolta Maurizio, ti volevo chiedere quale potrebbe essere il libro per cominciare ad avvicinarsi alla produzione che mi pare di capire abbastanza vasta. Sì, io credo, io ho cominciato con Il Posto proprio perché per questa iniziativa, quindi io l'ho scoperta così, per caso. E Il Posto potrebbe essere un bel libro con cui cominciare. Se si vuole fare soltanto un assaggio, forse Gli anni, perché il libro più esplicitamente politico è quello un po' più, come dire, collettivo, esplicitamente collettivo, ma ripeto, in realtà in tutti si trova questa apertura. Poi quelli che a me piacciono tanto sono L'altra figlia e anche L'evento. Tra l'altro dall'evento è stato tratto un film che ha vinto il Leone d'Oro a Venezia, credo l'anno scorso. Io non ho visto il film, quindi non ne posso parlare, però ecco, per dire che è qualcosa di noto anche, diciamo, in altri campi, non solo in quello della letteratura. Io comincerei da uno di questi quattro. Va bene, allora grazie per i preziosi consigli, grazie anche per le informazioni, grazie per questa storia. Appunto, non tutto il Facebook viene per nuocere, diciamo, no? No, no, Basterebbe assolutamente. usare gli strumenti, vanno sempre, non vanno demonizzati, vanno usati. Basta Diciamo, saperlo usare, sì. Va Va bene, grazie bene, mille grazie Maurizio, alla Maurizio, prossima. alla Grazie a prossima, voi. ciao. Buona serata, ciao.
4 appuntamenti a cui Aspetta, devi ricominciare perché avevo chiuso il microfono. Beh, allora basta, finita, io vado a letto. Allora, prima che vai a letto, Emanuele, ricominciamo con la tua esposizione degli spettacoli. Vai. Ribuonasera, ribuongiorno, ribuon tutto, ribuon ascolto. Allora, siamo qui per parlare di teatro perché finalmente nei teatri ci torniamo, no? Dopo l'estate, dopo gli spettacoli fatti all'aperto, molto bello, tutto molto bello, però il luogo deputato per il teatro è il teatro stesso. Quindi per cui ci torniamo e per farlo cominceremo con una rassegna di teatro ragazzi. Grazie al bando palcoscenici metropolitani realizzato dalla città metropolitana con il contributo fondamentale del Ministero della Cultura e con il sostegno e l'organizzazione di Arteven abbiamo potuto realizzare questa rassegna. 4 appuntamenti con storie fantastiche. Dico bene? Sono preparato? Giusto? Perfetto. Bene. Io Molto leggo bene. dal manifesto. Tu controlli. Domenica? Iniziamo domenica 23. Allora, iniziamo domenica 23 e iniziamo con un classico, un grande classico, perché andremo a raccontare la storia di Cappuccetto Rosso. La storia di Cappuccetto Però in Rosso. maniera... In maniera mescolata alla musica e non a una musica qualunque, signore, andiamo a mescolare con il blues. Infatti il titolo del nostro spettacolo è Cappuccetto Blues. 2 girovaghi, 2 musicisti con la passione della musica, un po' cantastorie, un po' bluesman, andranno a raccontarci la storia di Cappuccetto, ovviamente con delle ballate dove i punti di vista si incroceranno, dove forse questa volta il lupo finalmente avrà salva la sua pancia, o forse no, dove il cacciatore non lo ucciderà e sarà stanco, dove forse la nonna è magra, non mangia niente, non lo so, bisogna venire a vedere, a capire cosa ci potranno raccontare, quale variante sul tema avranno inventato su questo nostro Cappuccetto Blues. Quindi musica e narrazione su una delle favole sicuramente più note, più conosciute, anche consigliato dai più... bimbi dai 5 ai 10 anni, ma può venire anche agli adulti. Sì, ma possono venire anche dai 5 ai 99, va bene esatto. tutto, va bene tutto. Soprattutto secondo me se vengono anche i grandi ho piacere, perché così che loro dicono, io Cappuccetto Rosso l'ho già visto, la conosco. Anche perché c'è questa mania di edulcorare le storie in questi ultimi anni, no? Questa cosa di Cappuccetto il lupo, no, non viene ucciso, però gli tagliano la pancia, poi gli fanno l'anestesia, tirano fuori la no, cioè capito, è tutto molto più... Vabbè, a parte questo, invece l'appuntamento successivo è subito la domenica seguente, domenica 30 ottobre. Domenica 30 ottobre invece andiamo a raccontare una storia che ci è stata ispirata da un evento abbastanza drammatico accaduto qualche anno fa, la famosa tempesta Vaia. Ve la ricordate? Certo. Vi ricordate quelle terribili immagini di alberi su in montagna completamente abbattuti, boschi con centinaia di anni, boom, improvvisamente nell'arco di una notte scomparsi. Ecco, quell'evento lì ci ha suggerito una lettura, che è quella di un libro di un autore francese che è L'uomo che piantava alberi. Ora, partendo da quella storia, abbiamo ricreato la nostra narrazione di questa storia dal titolo Il bosco tornerà e lo facciamo ovviamente alla maniera della compagnia Pantekin, cioè con narrazione e con l'uso delle maschere. In scena tre attori, c'è musica, ci sono le maschere, c'è la comicità, c'è la narrazione, tutto molto bello, tutto molto particolare da vedere. Questo qui adatto per tutti, quindi dove ovviamente il messaggio ecologista è assolutamente preminente, assolutamente in linea con le famose linee guida europee dell'Agenda 2030. Poi torniamo di nuovo con i lupi. E poi torniamo con i lupi. Subito dopo ci sono i lupi, sì? Siamo Il sicuri? 13 novembre, la storia di Pierino e il lupo.
Esatto, tornano ancora i lupi, Pierino e il lupo. Questa volta invece andiamo a mescolare, prima abbiamo visto una musica blues, questa volta ovviamente la musica invece è quella classica, il Prokofiev, classica, quindi musica classica questa volta. In questo caso qua ugualmente la base è la musica che appena sentirete qualche nota tutti riconosceranno, e narrata da due attori in scena che di volta in volta racconteranno i loro personaggi. E infine, ultima favola, domenica 27 novembre, direttamente da Bologna arriva Biancaneve. Anche qua, ancora Biancaneve, ma l'abbiamo già vista. Certo, allora, qual è il problema di questo spettacolo? Che ci sono arrivati i tecnici. Prenderla. Qualcuno piace sempre averla, la Biancaneve. A qualcuno piace aspirarla la Biancaneve, ma nel nostro caso, ragazzi, stiamo parlando di bambini. Esatto, le palle di neve, parlavamo delle palle di neve, no? Che se ti capita in faccia, cioè la respiri, è ok, ecco. È per quello che la neve, giusto? Okay. Dico Giusto, bene? sì, esatto. Stiamo parlando di quello, non è che adesso diciamo, la nostra Biancaneve invece, siccome gli attori che dovevano raccontare lo spettacolo, fare lo spettacolo non ci sono, siccome i 7 nani che dovevano venire dalla Russia non vengono per problemi di visto, siccome la Malefica l'hanno presa per fare un'altra cosa, si ritrovano che ci sono solo i tecnici e basta, e quindi i tecnici sono costretti a raccontare loro lo spettacolo di Biancaneve per non lasciare a bocca asciutta, per non lasciare mandare a casa tristi e disperati i presenti, gli spettatori. E quindi saranno i tecnici, chissà come, chissà cosa combineranno, chissà cosa faranno, che ci racconteranno a modo loro la storia di Biancaneve, diventando di volta in volta i vari personaggi della nostra storia. Anche questo, storia classica, ma modalità di narrazione totalmente nuova, totalmente diversa, totalmente divertente. E qui si conclude la nostra rassegna Storie Fantastiche. Bene, sala teatro, prezzi modici, no? Come sempre. Assolutamente, super modici per tutti quanti, mega extra super popolari, infatti il biglietto intero è 5 euro per tutti, e i ragazzi pagano addirittura 3 euro fino ai 14 anni. Questo lo possiamo fare anche proprio grazie al fatto che la rassegna rientra in questi palcoscenici, in questo bando del palcoscenici metropolitani, per cui tutta è sostenuta economicamente dai contributi ministeriali. Questa è una buona cosa. Ecco. Bene. Grazie per questo flash sul teatro per bimbi e per ragazzi. Allora, domenica prossima tutti a Cassavio a vedere. Tutti a Cassavio. Il Cappuccetto Blues. Noi siamo lì. Noi saremo lì. E vi aspettiamo. Bene, lasciamoci con un giro di blues. Intanto ci mettiamo adesso Tuca Tuca, io e i Gomma Gommas. Ma come Tuca Tuca? Il blues dove sentiti? I Tuca Tuca di io e i Gomma Gommas? Ascoltali, sono fantastici. Voglio sentire. Mi piaci, yeah yeah, mi piaci, yeah yeah yeah, mi piaci, tanto tanto yeah, sembra incredibile ma sono quota di te, mi piaci, yeah yeah, mi piaci, yeah yeah yeah, mi piace, tanto tanto yeah, questo è un stranissimo ballo che faccio con te, si chiama Tuca Tuca Tuca, l'ho inventato io per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci.
si chiama Tuca Tuca Tuca. L'ho inventato io per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci. Ti voglio, yeah yeah, ti voglio, yeah yeah yeah. È tanto bello star con te e quando ti guardo lo sai cosa voglio da te. Ti voglio, yeah, ti voglio, yeah yeah yeah. È tanto bello star con te e quando mi guardi lo so cosa tu vuoi da me. Poi i microfoni accesi, ce li hai anche te? Sì, anche tu, Rossella. Boh, Sì, abbiamo per i finito. saluti abbiamo svolazzato avanti Mamma mia, è stata lunghissima questa prima con gli puntata. storni, abbiamo provato a inseguire gli storni con la mongolfiera, ma loro sono più bravi. Sì. Eccoci qua, una musichetta finale, tanto per tenere un sound blues, come diceva Emanuele, per finire. E appuntamento a lunedì prossimo. Anche lunedì prossimo avremo dei grandi e belli ospiti. No. Sì, soprattutto molto interessanti e con delle cose molto piacevoli da ascoltare. Quindi ripartiamo, siamo ripartiti e niente. ascoltarci. A lunedì prossimo. Ciao a tutti. Grazie a tutti per l'ascolto, ciao.